Si svolgeranno venerdì alle 10 alla chiesa serbo-ortodossa di Via Misericordia a Vicenza i funerali di Lidia Milikovic, la mamma 42enne, freddata in via Vigolo a colpi di pistola dall'ex marito Zlatan Vasiljevic l'8 giugno. Sarebbero 4 i colpi di pistola andati a segno esplosi dal killer che prima di uccidere Lidia aveva colpito a morte Gabriella Serrano, sua ex compagna, con un proiettile alla testa, poi consumato la mattanza in via Vigolo per concludere la folle fuga togliendosi la vita. A breve dovrebbero essere fissati anche i funerali di Gabriela, che risiedeva nel Padovano. Continuano intanto le indagini coordinate dalla Procura Berica, presto al vaglio degli ispettori del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, la documentazione relativa all'iter giudiziario a carico del pluriomicida Zlatan Vasiljevic. Intanto non si placa il dolore dell'intera comunità, parenti, amici, ma anche semplici cittadini che qui in via Vigolo continuano a portare fiori e poesie per ricordare Lidia. E quel sorriso che ora campeggia tra fiori, frasi e peluche viene richiamato nell'epigrafe. Il tuo sorriso ha illuminato le nostre vite, si legge, e la tua luce risplenderà sempre nei nostri cuori. La salma di Lidia, dopo la celebrazione, verrà portata per la sepoltura al cimitero di Schio, dove si era trasferita con i figli a casa dei genitori.